Buongiorno Italia, indovina. Chi che è qua? Buongiorno. Chi che è qua? Buongiorno. Sì, sono con Jacqueline dei Van Dogs o dei Singani come li chiamo io. Stiamo andando a Dolo, sì, Dolo. A Dolo. Sì, no, che non sbagliamo città, che non arriviamo tipo Ferrara e a prendere il camperino nuovo. Io mi sono svegliato con quei postumi, probabilmente un po' dell'agitazione, un po' del caldo, no? Che non ero più abituato della nostra pianura padana, e forse è meglio che racconto dopo perché adesso il caffè deve ancora entrare in circolo. Aspetta, perché guarda, Jacqueline a Satiranca da festa per venire il camper del Singano. No, bisognava fare il rito del caffè e non ho portato via la mocca e il caffè, cioè il primo caffè in camper. Cioè proprio appena preso, hai capito? Un po' come dire il varo no, beh, bottiglie per il camper no, non ne spacco, può essere in vetro resina, tutto quello che vuoi, ma bottiglie no, non gliene spacco. Casomai quella da San Benedetto, qua è plastica. Aggiornamenti quasi in diretta, porco cane. Allora, adesso noi siamo in autostrada, stiamo andando a prendere il camper nuovo, la Yuri Mobile 3.0. E mi chiama il tipo, no, che ha passato la revisione tutto a posto e anche molto onesto, perché mi fa: guarda, il meccanico ha sentito il rumore, ha guardato, ha detto: guarda, ci sarebbe la puleggia del climatizzatore da cambiare. Ha detto: come costo sono 350 euro, ci mettiamo d'accordo, insomma. Allora praticamente io dovevo già ricaricarlo, era già negli accordi che dovevo ricaricarlo io, il costo è 50-60 euro ricaricare un clima. E siamo rimasti che lui paga 300 euro e io i 50-60 euro, e così ho il clima perfettamente funzionante. L'unica cosa, sì, questa è anche una cosa positiva sotto un certo punto di vista, cosa forse negativa, ha detto: adesso vediamo il meccanico se riesce a farlo oggi, adesso. Se così non fosse, noi comunque dovevamo tornare a Jesolo per fare l'assicurazione, perché purtroppo l'assicurazione vuole la persona fisica che gli fa la firma, roba da matti. E mi viene a prendere il proprietario del camper, quindi mi verrebbe a prendere lui e mi porta lui. Dai, incrociamo le dita perché sennò qua è tutto un po' sporre sto camper qua. Ma smettila. Beh, Nailo lo metto. Vuoi tu che tacca, Jacqueline? Dai. Aspetta, no, che mi regolo il sedile prima. Come si fa per tirarlo? No, perché è questo che se ti regoli l'altezza. Sì. E questo qua è quello per girare. E dovrebbe essere un vanti in drio, c'è un gancio. Prendere fare schienale. Questo qua. Tira su. Tira. Mettiti, tirarlo dall'indrio avanti. Spingi. No, aspetta. Prova. Ah sì, Questo si regola. no, rimettilo tu. Ecco là. Quindi questo qua la leva. Leva qua, sì, dopo mi guarda con calma. Tirati su, levati e ti sposti avanti e No, indietro. lei è perfetto, non fai più avanti forse. Dai, duretta la frizione. Dai. Buon, perfetto. E chiavi dove che è? Qua va. Una che ho dai, mi sembra a posto con le chiavi, Sì, Ok, Yuri Mobile 3.0. Vai? Vai! Te è un motorino qua che Non si scherza. È un motorino. Aspetta, attacca in subito il clima. Paura mi è girando. No, che bello il clima. Il clima. No, si era a casa. Allora Italia, beh, diciamo c'è da abituarsi un casino con le larghezze, però guardo sempre gli specchietti. E il motore è estremamente diverso, cioè io ero abituato al turbo che era molto più sprintoso, però è anche vero che questo qua, tipo, ero sopra un cavalcavia ai 72 all'ora in quinta, è rimasto ai 72 all'ora e non è sceso di un giro, però diciamo è un po' strano, molto spugnoso, strano. Vabbè, sì, solo da farci l'abitudine, tipo mi ha detto che in montagna è andato dappertutto, però insomma sei abituato al mio scancarozzo. È vero che il mio scancarozzo, cioè facevi un cavalcavia, ti andava giù di 20-30 km/h come ridere, però insomma pare di guidare un pochino, ragazzo. Managgia. Niente, buongiorno Italia. Allora, ci avevo pensato, non sapevo se fare il video o no, perché ho preso veramente male, nel senso da pulire, a sistemare tante cosine piccole da cambiare, cioè cazzatine, minuterie, tipo
le manigliette, quelle robette là. Certo però che giustamente, siccome nel corso degli anni verrà completamente rivoluzionato, era interessante, no? Carino far vedere com'era all'inizio, come è successo con il vecchio camper, e come poi diventerà nel futuro, pezzo per pezzo, insomma, alla fine. Io già domani mi trovo con Michele, potevo trovarmi già stasera, ma con tutto rispetto è spusa proprio, cioè veramente da pulire. No, 3 giorni, avevo stimato 3 giorni, no, una settimana pesante. È vero che è anche piena estate, quindi sarà molto difficile pulirlo. Tu dirai voi che te lo faccio vedere, ma quasi quasi te lo presento quando sono da Michele. Sì, vedi, lui sì, non è per niente male, i mobili sono presi molto bene, è legno puro. Sì, non è come i camper, il solito legnetto del cavolo con la carta color legno sopra, cioè qua è legno puro. Poi un giorno cambierà colore, farò riverniciare, diciamo, dal falegname e tutto quanto, però un giorno, anche perché tipo qua vedi i bordi in Alcantara, qua via tutto e ci saranno pallini di legno, quindi ci sarà veramente un enorme lavoro di come si dice, di falegnameria, no? Con molta calma magari. Qua dove c'è il letto a castello, purtroppo qua sotto fino a qua vedi c'è tutta la roba elettrica, compressori, robe varie, uno dei 2 bomboloni dell'acqua eccetera, quindi la bici partirà praticamente da dove ci sono le doghe, il coso della bici, e dopo vedremo questo qua di alzarlo e fare tipo un armadio, diciamo. Per il momento mi va benissimo così. Qua, beh dai, lo vediamo poi con Michele, qua gli armadioni, certo è sporchissimo perché io mi vergogno, so, se vedi come è preso il frigo prendi paura. Letto elettrico, basculante, estensibile, cioè ci stanno, estensibile vuol dire che diventa più lungo anche di qua, quindi ci stanno tranquillamente 4 persone a dormire, è una figata. E qua il fornelletto che lo cambierò un giorno solo per motivi estetici, a me piacerebbe uno nero piatto, ma questo tanto più avanti, insomma. Casse un po' dappertutto, luci queste abbiamo visto non funzionano, queste 2 LED, il resto funziona tutto. Insomma, pieno di gavoni dappertutto, mensolette, guarda anche qua, una figata unica. Sì, è solo sporchissimo, la retrocamera ovviamente è la prima roba che togliamo, cioè togliamo proprio subito, e vediamo poi la Simoni Racing cosa aveva mandato, perché se ci fosse anche una retrocamera sarebbe il massimo, altrimenti devo aspettare, insomma, di capire cosa succede col mio, perché il mio, ho detto, lo metto in vendita per un mese, 8.000 euro, che è solo il prezzo dei componenti, anche parecchio scontato, perché andiamo ben oltre i 10.000 euro solo di pezzi. Il camper praticamente lo regalo, no? Il camper attaccato ai pezzi. E se non dovessi venderlo, dubito, però nel caso in cui non dovessi venderlo, lo si smonta tutto, io, Michele e Mirko, e travaseremo tutti i pezzi, ma proprio tutti, cioè persino il portachiavi, qualsiasi cosa su quello nuovo. E basta. Certo, preferivo venderlo per il discorso frigo e anche per il discorso pannelli. Allora, volevo innanzitutto dei pannelli, questi li ho pagati anche tanto perché ho dovuto rispettare delle misure, no? Perché non ci stavano nel tetto, quindi dei pannelli della misura giusta che va a sfruttare bene la larghezza del camper, in modo da in futuro poter mettere anche il climatizzatore sopra e altri pannelli ancora davanti. E il regolatore di carico ovviamente da almeno 4 pannelli, cioè io quello che ho, cioè c'era spazio per 2, abbiamo detto mettiamo quello da 2, cioè stupido mettere quello da 4 effettivamente, però qua invece no, qua mi servirebbe, quindi pannelli, regolatore di carica e il frigo. Però il frigo aspetta, perché le Singani del faro vecchio, aspetta, tu esconi la fotocamera. Ok, boh, i Singani sono andati via, ma i Singani quelli veri proprio, cioè quindi gli zingari. Sì, vedi, perché a me piace avere meno cose possibile, oppure aver tutto dentro un unico posto, però mobile, sicuro, ben chiuso, con l'antifurto, eccetera, eccetera. Cioè, qua siamo nella casa mia vecchia, ho dovuto venire qua ovviamente perché devo comunque parcheggiare i camper per il momento, e stasera ho già 2 persone che vengono a vederlo, ho messo l'annuncio oggi di quello vecchio. E sì, a casa mia sono già venuti a rubare 3 volte, cioè, per dire, non ho rubato niente perché Singano non avevo niente, cioè Singano nel caso io, però vabbè, insomma, hai capito, non è mai bello. Ho perso anche il filo del discorso di quello che stavo dicendo. Cosa stavo dicendo? Non lo so, vabbè, dai. Comunque, sì, il frigo. Allora, il problema è che qui, scusa le riprese, ma vabbè, facciamo una cosa veloce, stile Le Puntine del Mondo dietro le quinte. Sì, non stile dietro non stile Le Puntine del Mondo puntine,
Allora, perché il problema mio è qua, vedi, qua arriva praticamente a 1 centimetro da qua sotto, quindi diciamo che parte da qua l'altezza, no? Poi andiamo giù, giù però abbiamo, vedi, cosa c'è qua sotto? C'è roba, roba elettrica, regolatori di carica, quelle robe là, quindi non... vediamo, sì, lì c'è attaccata altra roba, si può spostare, si può scendere, magari... ma ci sono anche tubi, no, c'è altra roba attaccata. Scusa, chissà come sentirai l'audio, c'è altra roba attaccata anche là, quindi diciamo non si può scendere, si parte da qua e si arriva qua. A me sembra molto poco per il frigo, altrimenti con la Jacqueline si vedeva quest'altro armadio di qua. Effettivamente, come cazzo si apre? Da qua. Allora, vedi, questo è un bel armadione grande, un peccato che è anche un po' troppo grande, insomma, è enorme questo stava bene per i vestiti. Guarda, perfino le bocchette dell'aria che gli fanno venire sul caldo, che figata. Questo devi mettere lì quel radiatore per i termi, che ha tutto il sistema termico come riscaldamento. Vedi, dopo qua sotto era anche vuoto, no? Quindi si poteva fare un frigo, un frigo di casa proprio qua, cazzo, non un frigo normale, non lo so, ci si penserà con molta calma per non fare cazzate. Diciamo che a me il frigo non è che interessa, perché il mio frigo è più che sufficiente, il problema è il congelatore no, anche perché insomma dopo quando la roba si avvicina alla scadenza eccetera, cosa fai? La metti in congelatore, no? Quindi come congelatore non ci siamo, vedremo col tempo. Ti piace Tata? È bello! Fa caldo, sì? Sì, adesso andiamo fuori perché l'ho lasciato chiuso. Allora ho fatto entrare il CP, ha saltato come sempre, anche perché qua dentro abbiamo 39 gradi adesso, vedi? Occhio, guarda. Porca miseria, sì, perché è tutto chiuso. Giustamente non ho lasciato aperto niente. Adesso andiamo dentro, dai. Cioè andiamo. Vai in giardino te, sai? Quindi saluto a tutti, ciao belli! Ci vediamo quando il camper sarà un po' decente, perché adesso è tutto disastrato, tutto a pulire e sarà un stravolgimento completo. Questa è solo la base che ho preso io del camper, che mi interessava tantissimo, aveva fuori un sogno, però è solo una base, quindi cambierà tutto. Disposizioni di diletti, che sarà il garage che ho già detto, la colorazione, proprio tutto il legno di un altro colore, tutto quanto. Farò riverniciare tutto, cambierà tutto.